Velianova, sud della Sardegna, zona vocata alla produzione di olio. La Sardegna vanta una produzione di olio già dai tempi romani, infatti ci troviamo nel Parte Olla, Pars Olea, la nostra azienda è la più antica, partendo infatti dal 1600. Per quanto mi riguarda la produzione, noi è iniziata nel 1918 con mio nonno, e quindi ho voluto allestire a ricordo del suo lavoro il nostro museo, da cui il frantoio si chiamava San Mola del suo notaio, il frantoio del notaio. 90.000 quintali di olio è la produzione della Sardegna ogni anno. È una produzione rivolta a un mercato interno o all'export? Noi il 90% della nostra produzione è sull'export fuori d'Italia. 6.000 oliveti per una produzione di olio di che tipo? L'eccellenza principale è data dalla Bosana, dall'olietto, che rappresenta la maggior parte degli olive prodotte in Sardegna. Però l'olietto dà un olio molto fruttato, molto forte, che a qualcuno non può piacere. Quindi è venuto a affiancare un olio di Tonda di Cagliari che dà un olio più rotondo, meno aspro, che permette un uso più comune. Oltre all'olio extravergine di oliva abbiamo due altri prodotti. Uno è un olio al limone che è ottenuto dalla lavorazione contemporanea all'interno del frantoio di limoni biologici insieme con le olive. L'altro è un olio piccante ottenuto dalla macellazione a freddo di ben 9 erbe diverse dai campi della Sardegna.